Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. È di un morto il bilancio di un incendio divampato in un appartamento di Palermo situato al terzo piano di un residence di via Francesco Scaduto. Siamo nei pressi della zona di via Sperlinga. A favorire lo svilupparsi di fiamme e fumo sarebbe stata la presenza di numerosi oggetti nell'appartamento. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Al momento le fiamme non sono ancora state spente del tutto e i pompieri sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza la struttura. Dovrà restituire allo Stato 67.000 euro perché avrebbe svolto l'attività di insegnante senza averne l'abilitazione. I giudici della Corte dei Conti d'Appello, presieduti da Giuseppe Aloisio, hanno così condannato una docente di Siracusa per arricchimento doloso. Lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio era e resta confermato, così i presidenti delle principali associazioni di categoria dei gestori replicano al ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che aveva lanciato un appello a revocare la serrata che riguarderà anche i self-service. A proposito della controversa misura di obbligare i distributori ad esporre un cartello con i prezzi medi del carburante, Urso ha ribadito come l'esposizione del cartellone aiuterà i consumatori a scegliere. Intanto, a detta di Assoutenti, potrebbe partire un controsciopero da parte degli automobilisti. È in chiusura il Covid. Nella settimana dal 13 al 19 gennaio si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi rispetto a quella precedente. Sopra media nazionale posti letto in area medica in terapia intensiva occupati da pazienti Covid è quanto emerge dal monitoraggio indipendente sulla Sicilia della Fondazione Gimbia. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 18. A più tardi.